Non si ferma la solidarietà per sostenere il piccolo Joe in questa sua avventura verso una nuova vita, con una nuova gambina che gli permetterà di correre e giocare con e come i suoi amichetti, ma soprattutto con la sua inseparabile sorellina Miriam. In attesa del primo delicatissimo intervento che il professor Paley eseguirà nella sua clinica in Florida, un benefattore ha voluto rendere più leggera, ma soprattutto e comprensibilmente, diciamo noi, meno tesa e angosciante, l'attesa con una breve vacanza alle Bahamas. Un regalo che la coraggiosa mamma Erika ha voluto subito condividere con tutti voi telespettatori attraverso i social, ringraziando ancora una volta chi a ogni grado e livello sta dimostrando una generosità incredibile. In questi tempi in cui l'essere solidali, pronti ad aiutare il prossimo, chi è in difficoltà, pare così anacronistico, ma voi telespettatori continuate a stupirci e continuate a stupire questa famiglia di Piazzola, oggi unita più che mai. Erika nell'ultima intervista prima della partenza per Miami, lo ricorderete, aveva espresso la sua paura, i suoi timori. Anche se non siamo pronti, Giovanni avrà la sua gamba. Perché dici non siamo pronti? Perché l'agitazione, comunque il fatto di sottoporlo a un altro intervento, il fatto l'ansia comunque mentre lui è in sala operatoria, tutta la riabilitazione, il dolore che comunque dovrà sopportare con questo fissatore, però mettiamola così, pensiamo che fra 8 mesi Giovanni farà le sue corse. Il nostro cucciolo farà le sue corse. I timori restano, certo, è inevitabile, ma sono meno pesanti da sopportare perché lei sa che accanto alla forza e l'energia di tutti voi. E allora, aspettando giovedì 11 luglio, data dell'operazione, l'augurio che questi giorni siano dedicati a ricaricare tutte le batterie per affrontare la battaglia del loro e del nostro piccolo Joe.